Il presidente dell'Ordine degli Architetti, Rino Lamendola, interviene oggi attraverso una nota stampa sulla necessità di costruire un aeroporto nell'Agrigentino. L'estate rovente e i recenti incendi hanno coinvolto in qualche modo gli aeroporti di Palermo Punta Raisi e di Catania Fontana Rossa, dimostrano l'urgenza di realizzare in Sicilia un nuovo scalo aeroportuale che da un lato costituisca un punto di riferimento per le emergenze come quelle recentemente registrate e dall'altro sia in grado di garantire la propria sostenibilità economica attingendo a un bacino di utenza diverso dai primi due. Sappiamo bene che gli scali aeroportuali di Birgi e di Comiso, afferma il presidente dell'Ordine degli Architetti di Agrigento Lamendola, non possono puntare su un adeguato bacino d'utenza per l'evidente sovrapposizione con i vicini aeroporti di Palermo e Catania, per cui è fin troppo ovvia l'opportunità e l'urgenza di costruire un nuovo scalo aeroportuale nel territorio della provincia di Agrigento a servizio del notevole bacino di utenza della Sicilia centro-meridionale, peraltro alimentato da turisti attratti dalla Valle dei Templi e dalle emergenze culturali, ambientali e storico-artistiche del nostro territorio. Ciò sarebbe peraltro in linea con il Piano Nazionale degli Aeroporti che, proiettando i dati raccolti al 2035, anche se non prevede nuovi scali nella Sicilia centro-meridionale, evidenzia la necessità di incrementare il sistema aeroportuale siciliano, ritenuto insufficiente in relazione al flusso costante della crescita dei passeggeri, puntando seppure sulla timida apertura del Piano Nazionale degli Aeroporti e confidando sull'impegno e sull'operatività del Governo nazionale e della Giunta regionale in tema di infrastrutture, conclude il Presidente dell'Ordine Rino Lamendola, lanciamo ancora una volta un appello alle istituzioni competenti affinché venga presentata urgentemente al Ministero delle Infrastrutture e all'ENAC la richiesta di inserire lo scalo agrigentino nella programmazione nazionale, allegando un dossier sulla sua sostenibilità economica per la redazione del quale l'Ordine degli Architetti ne offre la propria collaborazione in sintonia con le altre associazioni, professioni tecniche, comitato promotore e quelle categorie impegnate per la realizzazione dell'infrastruttura che riteniamo fondamentale per lo sviluppo socio-economico della nostra terra.